Il Veneto si trova davanti a una devastante realtà. Dall'inizio dell'emergenza sono 10.000 le persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus. Una soglia sulla quale ogni certezza rischia di vacillare. Totale dei decessi, purtroppo abbiamo passato di 9 unità i 10.000, più 29. Guarda, quando vedo questo 10.009 di mortalità, penso sempre a quelli che volevano spiegare al mondo che stavamo esagerando, che era un'influenza. O peggio ancora quelli che, diciamo in maniera molto maldestra, senza rispettare persone che hanno perso la vita e il dolore delle famiglie, andavano dicendo, me li ricordo io questi, a marzo e aprile, andavano dicendo che il tasso di mortalità è sostanzialmente uguale a quello dell'influenza, quindi ci stavamo preoccupando del nulla. L'Italia sta raggiungendo i 100.000 morti. L'arma principale per combattere l'avanzata del virus, ormai è chiaro, è quella delle vaccinazioni. Stiamo spingendo moltissimo sulla campagna vaccinale. Abbiamo dato un target alto alle ULSS che si stanno ancora nuovamente riorganizzando. Il rischio di una nuova ondata è basato sempre e comunque sulla capacità della sanità veneta di reggere l'urto. Stiamo affrontando una nuova infezione partendo da una base di 1459 pazienti. Vi ricordo che ai primi di ottobre ne avevamo 0, adesso siamo a 1459. Se dovessimo caldare sopra un'onda d'urto di un'infezione come quella di novembre-dicembre, vorrebbe dire che si va a 5.000 pazienti, perché sono 3.400 di infezione più quelli che già abbiamo in casa, in carico, capite che è insostenibile per noi.